Ci sono storie già scritte, ci sono storie importanti e poi ci sono storie che non si sa ancora come andranno a finire. Una città intera deve sapere, Vittorio Veneto, a ridosso delle Prealpi. La passione di due persone per un comune sport, il calcio, fa nascere una famiglia, la famiglia del calcio femminile Vittorio Veneto. Era il 1982 e noi ve la vogliamo far conoscere. Patrizia, presidentessa di lunga data. 1982, data storica, nasce il Vittorio Veneto femminile. Sì, nasce nell'82, nell'aprile dell'82 con scapole ammogliate. Poi la cosa ci è piaciuta moltissimo e abbiamo iniziato il campionato in ottobre, sempre dell'82, campionato di Serie D. Abbiamo partecipato ai campionati per 3 anni in Serie D, poi visto che abbiamo vinto 2 Coppe Veneto e eravamo arrivati secondi in campionato, il Comitato Regionale Veneto ha voluto che ci iscrivessimo alla Serie C per meriti sportivi, così abbiamo cominciato a fare i campionati di Serie C. La nostra denominazione all'inizio era Salsa Barazzuol, poi è cambiata con Vittorio Veneto Barazzuol. In Serie C ci chiamavamo così, insomma, e giocavamo al Paolo Barison. Patrizia, primi anni 80 e prime stagioni qui al campo del Salsa di Vittorio Veneto? Sì, i primi anni qua al campo del Salsa, in Serie D in pratica. Poi siamo andati nel campo del Paolo Barison, ci hanno voluto là e ci siamo appunto chiamati Vittorio Veneto, cambiando nome, insomma, Vittorio Veneto al posto di Salsa. Sì. Un matrimonio con Franco che senza ovviamente lui non si poteva gestire questa complicità di ragazzi, perché i primi anni 80 ovviamente erano difficili, sono difficili anche adesso, però era una gestione di un gruppo non facile. No, era molto difficoltoso anche trovare sponsor perché le ragazze, c'erano pochissime squadre di ragazze, non c'era il calcio femminile a grandi livelli come adesso, insomma in qualche maniera siamo una grossa parte del calcio. Però insomma abbiamo sempre cercato qualche sponsor piccolo, qualcuno ci dava sempre una mano pur di continuare, continuare questo sogno, insomma. Patrizia, te hai anche giocato, oltre a essere anche presidente, perché mi dicevi sì, ho giocato in prima squadra e facevo anche il presidente, erano nei primi anni 80. Sì, perché non è come adesso che tu non puoi avere 2 ruoli, noi a quei tempi potevamo fare diversi ruoli in pratica, essere anche dirigenti. Io facevo il portiere della prima squadra e poi ero presidentessa e aiutavo mio marito perché eravamo noi l'anima della squadra in pratica, noi due. Monia, la tua prima esperienza nel calcio femminile di famiglia, perché così è iniziato tutto. Nell'86 che eravamo in C con il mister Luciano Paronetto, poi nell'87 e nell'88 in Serie B. Che ricordi hai di quegli anni? Belli, diciamo che all'inizio si giocava un po' così per il gioco, non per puntare alto, per divertimento più che sia. Infatti abbiamo perso anche per 10-2 a Crespano, comunque vabbè, ci stava. Anni 95, 2000, tutti i campionati di Serie B con ottavo, decimo, dodicesimo, nono posto, sempre comunque salvati. Che anni come diciamo, ti ricordi questo? Non c'ero tanto, non c'ero, non facevo tante presenze, magari venivo a vedere qualche partita o se c'era da dare una mano al bar così,
non ho seguito proprio del tutto, comunque sì, cercando sempre di fare risultati positivi. Dopo 16 anni di Serie B, tra nono e decimo posto, tornate nel campionato regionale in Serie C con 9 punti fatti solamente, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte. È l'anno, diciamo, peggiore di tutto il decennio vostro. 2006-2007 fate un campionato tranquillo di Serie C con Luigino Modolo. Sì, questo me lo ricordo perché io già allora allenavo il calcio maschile e in famiglia mio padre aveva deciso di schierare tutte le ragazze giovani. Dopo la retrocessione in Serie C, l'anno dopo hanno fatto un buon campionato e facendo anche un po' di esperienza. E l'anno 2000, dopo sono entrato nel 2007-2008 e sono già arrivate, il secondo anno in Serie C sono arrivate seconde e hanno vinto la Coppa Veneto, quindi col lavoro svolto sempre da Luigino Modolo sono riusciti a vincere sia la Coppa Veneto che la Supercoppa Veneta e arrivare secondi anche in campionato. È l'anno migliore per quanto riguarda la vostra storia questo, in quel momento? In quel momento erano arrivati al massimo nel 2007-2008, migliori Massimo storico. A luglio poi viene a mancare una persona, viene a mancare tuo. Sì, e là è mancato mio papà e quindi la famiglia si è stretta, tutti insieme abbiamo cercato, dico anche con l'aiuto di molte persone dall'esterno, con quei dirigenti e accompagnatori che c'erano, hanno svolto un ottimo lavoro purché il calcio femminile andasse avanti. E piano piano siamo riusciti, perché io ero anche impegnato a fare il mister nel calcio maschile, quindi un bravo sia alla famiglia che ai dirigenti che erano in quegli anni, perché sono riusciti a portare avanti tutto quanto anche con l'assenza di mio papà. Nel 2008-2009 arrivate terzi in Serie C con Tarzarioli, arrivate di nuovo in finale di Coppa Veneto e in finale anche di Supercoppa Veneto, che però sfuggono. Sì, l'allenatore mi sembra che era Tarzariol, che è un mister che aveva fatto benissimo nel settore giovanile e poi ha fatto l'esperienza anche lui in Serie C, ha fatto un buon campionato nonostante che abbia perso delle finali. Nel 2009-2010 arrivate primi di nuovo in Serie C e ritornate nel campionato nazionale. Sì, allora era il mister Peron, che là è stato cambiato perché con l'arrivo di Peron è stato cambiato un po' mentalità un po' vincente, è riuscito a fare ottimi campionati, vincendo anche la Serie B e quindi sono andati in Serie 2. Vincendo proprio i playoff contro il Mestre. Che ricordo hai? Mi ricordo qualcosa perché seguivo lo stesso la squadra, però io allora allenavo il Godega e c'era Meneghin che insieme alla mia famiglia che portava avanti Meneghin Gianangelo, che portava insieme alla mia famiglia la squadra a fare il campionato, e so che hanno fatto benissimo e hanno vinto quasi tutte le partite, abbiano fatto solo un pareggio e andando in Serie 2. Sempre con le ragazze, la maggior parte delle ragazze che attualmente alleno io. Infatti il gruppo storico che è arrivato in Serie A parte proprio da quegli anni lì. Sì, dagli anni della rimonta, diciamo, che loro... il primo anno l'hanno fatto, hanno fatto pochi punti, però hanno fatto molta esperienza e dall'anno dopo, con l'esperienza acquisita, sono riusciti a fare tante belle cose. Nel 2013-2014 arrivate secondi in Serie B dietro al San Zaccaria. È stato un bellissimo anno quello. Sì, dietro al San Zaccaria è stato sicuramente un bellissimo anno, anche perché c'è stata una seconda parte di stagione davvero molto bella, con la squadra che ha iniziato a dare i suoi frutti e a capire veramente quali erano le loro potenzialità. C'è stato appunto il cambio poi in corsa, perché a novembre è subentrato mio fratello Sergio e lì la squadra ha cambiato
modo di giocare e mentalità. Nell'anno dopo, 2014-2015, che è l'ultimo anno, arrivate primi in Serie B, accedete alla Serie A. Tra 3 anni la vostra società non è mai andata in Serie A. Che emozione hai provato? È stata un'emozione sicuramente unica, incredibile, perché la nostra società raggiunge la massima categoria di calcio femminile e il merito va sicuramente da mia mamma, la presidentessa, passando per il mister Sergio, le giocatrici e tutto lo staff e anche ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Negli ultimi 2 anni sono rimasto nel calcio femminile 24 ore su 24 e abbiamo cambiato alcune pedine e siamo riusciti a fare quello che siamo al giorno d'oggi. Abbiamo conquistato la Serie A e speriamo di stare per tanti anni. Questa simbiosi con il tuo marito Franco, come la puoi descrivere in tutti questi anni, fino purtroppo quando è mancato? È stata una bellissima carriera assieme in pratica, perché eravamo appassionati tutti e due di calcio, molto appassionati, e facevamo le cose tutti assieme, non c'era, le cose le parlavamo assieme, decidevamo, facevamo tutto assieme, senza, sì, eravamo solo noi e facevamo noi, insomma, è stato una bellissima cosa, perché purtroppo adesso si sente molto la mancanza di Franco, purtroppo. Non è sicuramente sul livello europeo in questo momento, perché sì, si sono fatti passi da gigante, però non è ancora a livello europeo il calcio italiano. No, il calcio italiano non è a livello... Sempre femminile. Sì, femminile, non è ai livelli che ci sono in altri stati. Altri stati già preparano queste ragazze già nelle scuole, qua è un po' più tabù, una cosa un po' più tabù in Italia ancora. Speriamo che passare degli anni capiscano che di fare come fanno gli altri in pratica, che è una bellissima cosa. Queste ragazze possono giocare e ce ne sono tantissime di brave che hanno voglia invece di andare in discoteca preferiscono giocare e tirare 4 calci a un pallone in pratica. Franco ha sempre sognato un giorno di arrivare in Serie A. Ci sono voluti anni, però in pratica ci siamo arrivati. Con il gruppo proprio Con storico, il gruppo base. storico che ancora quando c'era lui, le sue ragazze, perché lui le sue ragazze le teneva come figlie sue, e le ha sempre protette, le ha sempre incoraggiate. Una vita proprio dedicata solo al calcio femminile. Dedicata solo al calcio femminile, sì. Ha sempre creduto in queste ragazze ed è stata una doppia vittoria quando quest'anno siamo arrivati in Serie A, perché lui non avrebbe mai pensato che a prendere il posto per arrivare fino a questa Serie A sia stato proprio il figlio più vecchio, Sergio, che ha portato questa squadra a questa prestigiosa promozione, insomma. Perciò è stata una doppia felicità, ma proprio ci siamo subito abbracciati io e mio figlio, perché abbiamo dedicato questa vittoria proprio a lui, perché proprio ha dato la vita per questo calcio femminile. È proprio questa immagine che ho ancora in mente in quel momento giù a Marcon, dove proprio vi siete abbracciati, è stato veramente toccante. Sì, perché la prima cosa tutti e due ci siamo guardati e abbiamo ringraziato subito Franco per questa vittoria, perché sicuro lui è stato vicino, ha guardato dalla sua, ha aiutato anche le ragazze, e le ragazze sono state bravissime, perché loro lo pensano in continuazione e loro giocano per il baffo e per i colori rosso-blu, che per me è una grandissima cosa, perché io i colori rosso-blu
li ho sempre portati nel cuore fin da piccola quando andavo a vedere il calcio maschile Vittorio Veneto. E è stata per me una cosa grandissima questo, che tuttora giocano, anche i ragazzi così giocano, ma i colori non lo sentono più come una volta, secondo me, è cambiato tantissimo il calcio. E invece le mie ragazze, queste proprio i colori li sentono e li gridano in pratica. Cosa significa nel passato e anche adesso calcio femminile qui a Vittorio Veneto? Ma penso che adesso qua a Vittorio Veneto penso che le persone abbiano un po' capito un po' di più. Prima il calcio femminile non era una cosa che non era tanto, anzi la gente diceva perché queste donne giocano a calcio invece di rimanere a casa a fare le cose di casa. Però adesso forse accettano di più, sono altri anni e capiscono che anche le donne possono arrivare a fare qualsiasi cosa in pratica, qualsiasi sport, e sì, è una bellissima cosa perché il calcio è uno sport che fa bene sia alle donne sia ai maschi, e la donna può fare, a questi anni può fare un po' di tutto, non è che sia uno sport solo maschile. Ci sono altri sport che dicono che sono maschili, invece le donne arrivano dappertutto ormai, sì. Una che ha una passione, la mia è stata una passione fin da giovane, avrei voluto giocare a calcio e ci sono riuscita. Beh, per la famiglia Fattorel tanti sacrifici, tante soddisfazioni, tante delusioni, un po' come tutta la vita. Ultimamente molte soddisfazioni. Da parte mia per Fattorel Sergio vuol dire tanto sacrificio, tanto lavoro, 24 su 24 pensare al calcio femminile, che magari non avendo il calcio femminile potrei fare qualche giorno di più in ferie e divertirmi qualche volta in più, però le soddisfazioni pagano anche queste cose. Beh, innanzitutto essendo maschio e giocatore di calcio, il calcio femminile sicuramente è sottovalutato, perché vedo tanti tifosi che vanno a vedere squadre maschili piuttosto che calcio femminile. Comunque quest'anno, soprattutto gli ultimi 2 o 3 mesi, si sta portando a frutto Tutto un lavoro. tutto un lavoro svolto dai miei genitori. Ho visto molta gente al campo Avvicinarsi a questo sport. avvicinarsi a questo sport femminile invece che il maschile. Che attualmente non è considerato, figuriamoci, Sì. all'inizio degli anni '80. Sicuramente. Poi per il calcio femminile Vittorio Veneto sicuramente dopo questa annata porta grandi soddisfazioni, porterà tanto tifo spero allo stadio e portiamo sicuramente il nome della città in tutta Italia. In realtà Vittorio Veneto calcio femminile per me è la squadra società creata dai miei genitori nel 1982 e dopo diversi anni in Serie B c'è stata questa storica promozione in Serie A e quindi un grande successo per la società, per la nostra famiglia. Cosa significa arrivare nella massima serie di un campionato nazionale? Significa essere riconosciuti in tutta l'Italia, sicuramente avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri, di ricordo di mio papà e comunque la soddisfazione che avrebbe provato lui per essere arrivati in Serie A, nella massima serie. È una cosa positiva anche perché sì, non tutti ci credono nel calcio femminile. Sì, la gente pensa che sia solo calcio maschile, invece
Invece il calcio femminile, insomma, è positivo. Il calcio femminile in famiglia Fattorella è stato uno stile di vita alla fine, perché da tanti anni che mio papà prima seguiva, ha creato e seguito, e adesso i fratelli e la mamma, insomma, che segue. E credo che sia un'opportunità per tante ragazze di avere dei valori aggiuntivi per la vita. Cosa ti ricorda tuo papà? Che ricordo ti ha lasciato? Mio papà mi ha lasciato un ricordo di una persona quasi perfetta, se non perfetta, perché era una persona che sapeva dare ottimi consigli in qualsiasi momento, sempre sorridente e era insomma un gigante buono. Che puntava sempre in alto, sì. E se in questo momento ci fosse, quest'anno sarebbe stata la cosa più bella per lui. Certo, non è stato facile per nessuno di noi familiari, per la cerchia anche di parenti, un po' tutti, perché è stato uno shock tremendo. La mamma abbiamo sempre cercato di non far vedere il dolore e quindi cercare sempre di accompagnarla, di stare sempre vicino in tutto e per tutto e cercare anche di mantenere la tradizione che aveva il mio papà in famiglia, nel calcio, nel mondo di tutti i giorni. Insomma. Ma di simpatico gli schiaffi che ci dava dietro la testa per farci rigare tutti dritti. Era un suo debole questo schiaffo dietro la testa per darci come una svegliata. Ecco. Ricordi sono tanti. Io ero piccolino, da quando ho incominciato ricordo che si facevano tante trasferte durante le partite, ma poi col papà accompagnare le ragazze magari a Trieste o in altri posti per riportarle a casa, per accompagnarle. Tanto sacrificio, insomma. Il sogno di papà credo fosse la Serie A, che ci ha provato e riprovato a cercare i soldi, soprattutto i soldi, negli anni scorsi, sì, negli anni passati. E un secondo sogno so che era lo stadio, un stadio tutto suo, così non dover andare sempre in prestito di quei campi e controcampi. Però uno è arrivato e piano piano chissà che si aggiunga il secondo. Mio papà mi ha lasciato un ricordo soprattutto che con l'applicazione al lavoro si fanno tante cose e anche quei sacrifici. A parte il sacrificio, il lavoro e tutto quanto, che mi sembra un pochi giorni prima della morte, lui aveva fatto una cena da un dirigente insieme alla squadra e aveva detto che questa squadra, questo gruppo storico, poteva arrivare in Serie A. Sono felice di aver partecipato per far sì che il desiderio di mio papà si sia avverato. È come se si chiudesse il cerchio? No, il cerchio si è chiuso fino là perché adesso la società è rinnovata e mio papà ci guarda dall'alto e penso che anche lui abbia ancora qualcosa da dire, si può fare ancora meglio secondo me.